praticamente subito, cioè nel senso sapevate che Zapotocni poteva o è stato proprio... No, è stato al momento. Non è facile entrare in quei momenti perché praticamente ho fatto 5-6 allunghi, che poi fra poi rimetterti i parastinchi e le scarpe e allacciarle per bene praticamente non ti sei riscaldato, quindi non è facile entrare in campo in quella situazione, però è andata bene e adesso cioè diciamo che abbiamo intrapreso un buon cammino e dobbiamo cercare di continuare su questa strada. E il gol loro? Marino ieri aveva parlato di praticamente Filippo aveva lasciato scoperto, quindi No, è vero che si è alzato Feli, poi ne abbiamo riparlato anche noi della difesa, anche con Filippo ho riparlato così, però l'ho perso io nell'attimo che c'è una zona del campo e una posizione dell'attaccante in cui quando quelle palle lì praticamente taglienti fra il difensore e il portiere quando vengono messe bene come è stata messa e ti fregano perché diciamo che l'ho perso io, quindi non è colpa sicuramente di Felipe che è andato in chiusura più diciamo un po' più decentrato, quindi sicuramente devo fare più attenzione io alle mie spalle, che c'è quell'attimo che ti va proprio dietro agli occhi, diciamo che non lo vedi più, quindi è quella frazione di secondo che te magari guardi avversario e palla, mentre guardi la palla ti si va a mettere proprio in quel punto cieco, diciamo che se la palla poi viene tagliata in maniera perfetta come è stato, che anche Andanovic non ci può fare niente perché schizza, è veloce, taglia praticamente tutta la difesa, quindi non può prenderla, quindi sicuramente devo stare più attento io. Rischio di vertigini adesso? Come? Rischio di vertigini guardando la classifica o siete consapevoli? No, siamo consapevoli della nostra forza, ma su questo non dobbiamo esaltarci o al primo magari KO dobbiamo buttarci giù. Dobbiamo cercare di fare il nostro campionato come abbiamo detto inizio anno e poi vedremo di togliersi qualche soddisfazione. Innanzitutto arriviamo prima al punto fisso che ci siamo preposti, diciamo. Arriviamo prima sicuramente a minimo 40 punti, ora non so quanto sarà la salvezza, però tanto arriviamo a come abbiamo detto l'anno scorso, diciamo da gennaio-febbraio in poi, che abbiamo detto arriviamo ai 40 punti e poi ci togliamo altre soddisfazioni. L'anno scorso non ci siamo riusciti, quest'anno abbiamo decisamente cambiato marcia, diciamo anche sotto il punto di vista dei punti, del gioco, dell'affiatamento del gruppo, quindi questo è un punto a favore. Arriviamo alla sicurezza matematica e poi vedremo se quest'anno riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. Ecco, proprio l'anno scorso a Livorno uno dei momenti più bassi della stagione. L'anno scorso a Livorno avevamo perso 1-0, era stata una brutta partita, però quest'anno possiamo giocarcela alla pari con tutti, quindi Livorno che per esso. Hai pagato un po' di disabitudine a giocare così, a parte l'entrata a freddo? No, io l'anno scorso la maggior parte delle partite ho giocato a 3, è ovvio che le mie caratteristiche sono più centrali o una difesa a 4, ambedue ruoli centrali, però sai, giocandoci anche l'anno scorso non ho avuto quelle grosse difficoltà che magari ci potevano stare quando magari non l'avevi mai fatto o ti buttavano dentro sia a freddo che magari in un ruolo che non avevi mai fatto. Io magari l'anno scorso avevo fatto quel ruolo lì, mi ero adattato abbastanza bene, quindi diciamo che grosse difficoltà non le ho avute. Perché bene o male era un ruolo che conoscevo, avevo già fatto, poi in allenamento qualche volta ci alterniamo, quindi è sempre un ruolo che magari ricacchi, quindi non è magari che sei solo centrale e via discorrendo, poi per giocare ci si adatta a tutto, quindi non è un problema. Quinto risultato utile consecutivo vuol dire che anche il tecnico Marino si sta lavorando molto bene. Sì, stiamo lavorando molto bene anche per cercare di aprire un ciclo. Gli ultimi 2 anni dell'Udinese non sono stati molto positivi, quindi siamo ripartiti, come avete visto a inizio anno
non ci sono molti giocatori degli anni precedenti, quindi si sta cercando di riaprire un ciclo. Per il momento siamo sulla strada giusta, quindi dobbiamo cercare di continuare così e niente. Senti, Livorno che ha vinto a Reggio, al di là del morale, come la giudichi questa squadra? Ma sai, cambiato sono quelle allenatore. squadre piccole come l'Empoli, nel senso che io ho giocato a Empoli, che magari quando incontri una medio-alta ci mettono tutto perché vogliono fare bella figura, poi giocano in casa a Livorno è un pubblico tosto perché se perdono se perdono li contestano, quindi sicuramente sono molto, sono in zona retrocessione, quindi sicuramente il morale sarà alle stelle sia dal punto di vista che hanno vinto, sia perché sanno che alle spalle dopo se la devono vedere magari anche con i tifosi, quindi sicuramente troveremo una squadra molto aggressiva e vogliosa di conquistarsi i 3 punti. L'espulsione di Dossena. Guarda, Meritata il primo o- fallo non l'ho visto io perché mi stavo preparando, mi stavo mettendo i parastinchi così, non l'ho vista neanche alla TV perché Ma ne avete parlato magari? No, lui si è scusato perché giustamente ci è rimasto male perché magari aveva paura sai, bene o male loro erano già in 10, quindi abbiamo fatto pari, però ci sta, la seconda entrata c'è cartellino giallo, la prima non l'ho vista, quindi non posso giudicarla, però a fine partita avevamo vinto, lui era un po' triste perché aveva chiesto scusa a tutti a bordo campo quando stavamo rientrando, quindi si vede anche l'attaccamento alla maglia e ai compagni, niente di strano, di qualche anomalia che ha avuto con noi, l'hanno capito, l'abbiamo capito e quindi acqua passata, dai. E l'Eurogol di Imler? Ha fatto un grandissimo gol, questo ragazzo si è ambientato molto bene, di quantità, qualità, e poi ha sfoggiato anche questo gol, quindi vuol dire che nel repertorio c'è anche quello. Quindi è un po' duro trovare posto, no, per te in questo periodo qua. Sì, perché adesso Come la la stai squadra vivendo? sta girando bene, giustamente non si può cambiare, o cambi in corsa come ieri o ti devi adattare, quindi ma io non sto bene qua, l'ho ridetto anche, ho parlato anche con la società in questo periodo, magari un po' di alti e bassi per me. Le prime 5 le avevo giocate, adesso sono stato fuori 4 partite, ieri era la quinta, poi sono entrato, quindi magari un po' di testa bassa così perché magari tutti vorrebbero giocare, però io ho sempre detto che qua sto bene, in un ambiente tranquillo, si può lavorare bene, quindi cercheremo sempre di mettersi a disposizione del mister e della società.